Bene, un buongiorno a tutti, scusate anche il ritardo, ma appunto nel preparare questo momento di riflessione con il professor Tasciotti e con Daniel Lumera abbiamo appunto approfondito vari temi e quindi veramente un benvenuto a tutti, a chi è presente in sala, a chi ci sta ascoltando da remoto. Un ringraziamento a Renzo Masolo che ha voluto questo evento e, come dicevo prima, grazie anche appunto a Ennio Tasciotti, biologo molecolare presso l'IRCS San Raffaele, ma soprattutto a Daniel Lumera, autore di questo singolarissimo testo che merita molta più attenzione di quanto non si pensi. E sono particolarmente contento di poter ospitare appunto qui a Palazzo Ferrofini la presentazione di questo volume. Già il titolo oggi suona di straordinaria attualità se pensiamo a quanto il mondo segua con il fiato sospeso le notizie che arrivano dal Policlinico Gemelli di Roma sulle condizioni di Papa Francesco e sui suoi problemi respiratori. Il respiro non è solo un fatto meccanico, non è solo un atto respiratorio. Il termine anima etimologicamente e secondo una suggestione antichissima indoeuropea è descritto come soffio, quel respiro che unisce i viventi. Nel greco antico è il fiato e se accogliamo questa interpretazione ecco che possiamo accostarci alla lettura di Fermati e respira. Fermati e tira il fià, dice la sapienza popolare veneta cogliendo l'essenza di una ricerca, quella di Daniel Lumera, durata anni con il chiaro rigore scientifico nel terreno minato di un campo, quello della meditazione e della ricerca scientifica, che appunto è stato dimostrato peraltro essere effettivamente benefica e importante. In Oriente non mancano gli esempi interessanti, pensiamo al Tai Chi cinese, un'arte marziale diffusa a livello popolare perché unisce respirazione, meditazione e movimento dolce, ginnastica perfetta dunque per la mente e il corpo anche nelle persone anziane. Lumera ci introduce agli 8 passaggi fondamentali dell'antica tradizione indovedica e penso che il confronto con questa cultura e con la dimensione a cui essa ci introduce possa essere importante per molte persone. Sarà sicuramente interessante per tutti e qualcuno sperimenterà di persona questo percorso proposto da Lumera sino a giungere a quello stadio già indicato a noi cristiani nel mondo occidentale dal monaco Niceforo, il solitario, con le cui parole chiudo questo mio saluto, lasciando poi il giusto spazio ai veri protagonisti di questo evento. Solo con te stesso, come ti ho detto, spiega Niceforo nel XIV secolo, siediti, raccogli il tuo respiro, introducilo. Dico il tuo respiro nelle narici, è la via che il respiro prende per andare al cuore. Spingilo giù, costringilo a scendere nel tuo cuore insieme all'aria che ha ispirato. Quando vi sarà giunto vedrai quale gioia ne seguirà, non rimpiangerai più nulla. Grazie e buona giornata e buon momento di riflessione. Grazie per la presentazione al Presidente del Consiglio. Per me è una grande gioia essere qua in questo momento con queste due persone, con questi due pezzi grossi della ricerca. La ricerca, nelle due accezioni, la ricerca spirituale, la ricerca di un cammino e la ricerca scientifica. E oggi è un'occasione per parlare di questo concetto, cioè la ricerca legata al respiro, che poi è la vita, no? È l'inizio, è la vita, e legata al ponte tra questa ricerca, tra la spiritualità e la scienza, perché questa è un po' la sfida che oggi siamo chiamati a presentare attraverso la presentazione di questo libro. Ecco, io non volevo dilungarmi perché, ripeto, volevo lasciare la parola ai due relatori, però merita una presentazione veloce per capire anche il percorso che hanno fatto per arrivare fin qua al Palazzo del Consiglio regionale, a Palazzo Ferrofini. Daniel Lumera, biologo naturalista, scrittore, docente e riferimento internazionale nell'ambito delle scienze del benessere e della qualità della vita,
oltre alla pratica della meditazione e alle sue applicazioni nell'ambito della salute. Lui a 19 anni ha scoperto la meditazione e da quel giorno non ha più smesso e di fatto, oltre allo studio appunto universitario, la ricerca, ha meditato. E da questa pratica è nata appunto la sua missione, perché di missione stiamo parlando. Lui sta portando al mondo un messaggio forte appunto attraverso anche i suoi libri. Nel 2016 ha iniziato il primo libro, La cura del perdono, e da lì sono iniziate le collaborazioni, dapprima anche con il dottor Franco Berrino e David Mariani, e poi con la ricercatrice, la scienziata di Harvard, Immaculata De Vivo. E lì ha fatto diversi libri sempre su questo filone, no? Il benessere, la qualità della vita, la scienza legata poi alla meditazione. Adesso sta collaborando anche con il Corriere.it, con la rubrica 7 Respiri, e ha fondato l'Umera Institute che sta radunando così tante persone che ha diverse declinazioni, una parte che è sul volontariato, una parte sulla ricerca, una parte sulle attività che porta su vari aspetti, incredibili progetti legati alle carceri, attività nelle carceri, nelle scuole, nella sanità, negli ospedali, e anche attraverso l'accompagnamento delle persone morenti, per cui sono veramente così tante attività a 360 gradi che stanno veramente coinvolgendo tantissime persone. Ecco. Cito solo poi delle idee veramente geniali, insomma, la giornata internazionale del perdono, che è una cosa importantissima, ma anche il movimento internazionale della gentilezza, International Kindness Movement, con i comuni gentili, insomma, e delle iniziative che poi veramente faccio un invito a tutti i presenti e a chi ci sta seguendo da casa: andate ad approfondire questi temi, perché questi ambiti d'azione dell'Umera Institute per capire cosa sta facendo. Il professor Ennio Tasciotti invece è specialista in biologia molecolare e nanomedicina. Il professor Tasciotti si è formato all'Università Normale di Pisa, poi ha fatto dottorati, ha fatto specializzazioni soprattutto all'estero, presso l'Università del Texas di Houston, Health Science Center, e da lì poi ha fatto un periodo di collaborazione nel Dipartimento di Nanomedicina, e nel 2010 ha fondato ed è stato direttore del Center of Biomimetic Medicine presso lo Houston Methodist Hospital fino al 2020. Dopodiché è ritornato alle origini, l'ospedale San Raffaele di Milano, dove è responsabile del laboratorio della Human Longevity Program, appunto dell'istituto di ricerca, e qua sta lavorando, è considerato tra uno dei pionieri nello sviluppo di materiali e nanotecnologie bioispirate, tutti i processi di infiammazione e approcci di medicina rigenerativa. Questa è l'avanguardia, veramente la nuova frontiera della medicina, che poi sarà collegata a ciò che porta avanti la collaborazione e le ricerche che stanno portando avanti anche in collaborazione con Daniel. 300 conferenze, 185 articoli di ricerca, citazioni su tantissimi articoli autorevoli. La sua attività scientifica è all'intersezione tra ingegneria, farmacologia, biologia e medicina. Ecco. Non vi dico altro, ma ecco, do parola ai nostri relatori, dando la precedenza a Daniel, e cercando di iniziare con il libro, per cui qual è questa sfida e come si tramuta questa sfida nella pratica, per cercare di portare la meditazione e tutta la tradizione che da millenni indovedica nel tema della meditazione, no? della cura dello proprio spirito, come può arrivare invece alla scienza e arrivare agli stessi risultati ai quali stiamo arrivando proprio con le ricerche scientifiche. Ecco, ti lascio questo spunto per poi sviluppare un po' il tema anche con Ennio. Grazie. Parlo da qua o da là?
Va bene. Allora, darò delle suggestioni che sono molto brevi in realtà e vorrei contestualizzare il perché una pratica apparentemente così estranea alla nostra cultura, che invece ci appartiene da millenni, si sta diffondendo in maniera così rapida e così veloce. Il contesto in cui noi viviamo è un contesto distopico completamente. Abbiamo dei dati dall'Istituto di Psichiatria sconvolgenti. Dai 12 ai 22 anni la metà quasi, il 46% dei ragazzi soffre di ansia e di depressione. Cioè abbiamo dei dati sconvolgenti post-Covid che incidono enormemente sulla qualità della vita e della salute delle persone. Grazie a Dio la scienza moderna sta aiutando la medicina a non voler sopperire a questo tipo di problemi utilizzando esclusivamente la chimica farmacologica, che è vero che estingue il sintomo, è vero, però non risolve il problema alla base, che è un problema molto più profondo, addirittura a volte esistenziale. Cioè i ragazzi delle nuove generazioni non trovano un senso, perché mentre noi siamo cresciuti col valore del lavoro, loro sono cresciuti con un altro tipo di valore, che è il valore della vita. Infatti c'è un tasso di licenziamento enorme, cioè le persone stanno male. E noi, le nostre generazioni, abbiamo necessità di dare una risposta importante in questo senso. Poi c'è un altro dato nel nostro contesto. Noi viviamo in un contesto iperperformante, iperdigitalizzato, in cui, pensate, la scienza chiama la mente moderna dell'essere umano adulto wandering mind, la mente vagabonda. E i dati scientifici sono sconvolgenti. Noi passiamo praticamente la metà del tempo, il 42% del tempo, durante la giornata, a pensare a quello che non sta accadendo. Cioè noi siamo proiettati in una dimensione immaginativa costante, nelle ansie del futuro, nella tensione per la gestione del nostro passato, e non viviamo la vita. Questo crea un livello importante di insoddisfazione e di infelicità. Quindi da un punto di vista scientifico noi possiamo tranquillamente dire che la mente dell'essere umano attuale è in uno stato di costante infiammazione, cronico praticamente. L'altro dato interessante, poi Ennio entrerà anche più nello specifico in quello che vi sto dicendo, l'altro dato interessante è che Harvard considera la riserva cognitiva come l'energia necessaria al nostro cervello. Pensate che il cervello è il 2% del volume del corpo, eppure è l'organo che consuma più energia in assoluto, più energia. Un essere umano comune si sveglia la mattina e impiega questa energia nel tentativo di gestire a livello di stress, di tensione, la mole enorme di situazioni che deve andare poi durante il giorno a cercare di mantenere in equilibrio. Allora, questa riserva cognitiva, ci sono due pratiche che la rigenerano. Riserva cognitiva che ci serve, attenzione, non solo per la salute del corpo, cioè per permettere al cervello di gestire bene gli organi, ma anche per la creatività, per l'intuizione, per il buon sonno. Sono due, vi dicevo, le pratiche importanti. Il primo è il buon sonno, cioè quando riposi bene ti rigeneri. Secondo la scienza, la seconda pratica rigenerativa più importante è la meditazione. Durante una pratica meditativa noi possiamo portare il cervello a funzionare come se stesse intraprendendo un ciclo rigenerativo di sonno. Cioè quello che si fa in 40 minuti di meditazione si fa di solito in 4 ore e mezzo in un processo di riposo fisiologico del sonno. Termino questa introduzione e poi entro nello specifico, poi do la parola a Ennio, dicendo che c'è anche un altro dato che dobbiamo tenere in considerazione, che sono i livelli di attenzione. Nel 2004, quando ho letto le ricerche scientifiche, sono rimasto sconvolto. Nel 2004 avevano stimato che la media di distrazione di una persona lavorando al computer era di 2 minuti e mezzo. Cioè tu avevi aperto un foglio Word, ogni 2 minuti e mezzo ti controllavi la mail, aprivi un foglio Excel, 2 minuti e mezzo. Vi faccio una parentesi. Ogni volta che ci distraiamo il quoziente intellettivo si abbassa di 10 punti e l'essere umano ha bisogno di almeno 15 minuti consecutivi per entrare nel flusso creativo massimo, per essere performante realmente in un progetto che sta seguendo. Cioè devi essere focalizzato. Il contesto in cui viviamo è distorto, è disgregante. Oggi quei 2 minuti e mezzo sapete a quanto si sono ridotti? A 47 secondi. Cioè noi abbiamo un tasso di distrazione altissimo. Perciò dobbiamo recuperare tutti quegli approcci naturali. La meditazione è uno di questi perché allena la mente alla concentrazione e al focus. Tutti i più grandi atleti meditano, tutti i più grandi atleti, Djokovic, tutti hanno un programma personalizzato di meditazione, perché a alti livelli il focus, la concentrazione, il goal setting, la capacità di avere un obiettivo chiaro o un campo aperto, quindi di prendere in considerazione tutto l'ambiente che cambia, sono caratteristiche che il processo meditativo da un punto di vista scientifico e medico sviluppa. Quindi ecco perché è così importante parlare di questi argomenti oggi, perché sono un'alternativa alla chimica farmacologica, perché si parla di benessere, salute e qualità della vita di tutta la popolazione e perché questi programmi possono essere inseriti nelle scuole, nelle carceri, noi lo facciamo, negli ospedali,
Abbiamo dei programmi con migliaia attualmente di medici e personali sanitari e abbiamo sviluppato progetti per oltre 22 carceri italiane, 23 per l'esattezza, oltre che stiamo iniziando a potenziare il nostro programma della rete di scuole che abbiamo in Italia. Solo in Toscana con l'Unicop abbiamo sviluppato un programma che in 2 anni testerà 5.000 studenti sulle abilità cognitive e l'impatto di questo tipo di pratiche valoriali. E vogliamo che il Veneto sia una di quelle regioni che sia all'avanguardia nella creazione di modelli educativi nuovi che abbiano delle soluzioni alternative ai problemi che sono estremamente attuali: bullismo, dispersione scolastica, deficit di attenzione, cioè tutti i problemi che caratterizzano la società iperdigitalizzata moderna. Adesso ci vengono incontro i valori millenari delle tradizioni sapienziali di Oriente e di Occidente, e ci viene incontro anche le neuroscienze moderne, che unisce, crea un ponte tra tradizione e scienza d'avanguardia. Avendo aperto in questo modo, voglio fare semplicemente un inciso molto tecnico, pratico sul respiro. Innanzitutto voglio dirvi questo: la meditazione non è una tecnica che io applico per star bene, non è così semplicistico, è un sistema valoriale, un laboratorio di valori che porta con sé costanza, umiltà, pazienza, perseveranza, passione, dedizione, devozione, amore. C'è un sistema valoriale. Non si tratta della mercificazione di una tecnica, qua si tratta di qualcosa di molto più profondo che ci manca a livello sociale. Perché ho voluto intitolare questo libro Fermati e respira? Innanzitutto perché noi viviamo correndo. Io ieri veniamo dalla Bocconi, abbiamo fatto un bellissimo intervento proprio su queste tematiche qua, per alunni e poi per un palcoscenico più internazionale. Ma durante il passaggio di Milano sono andato a trovare un'amica in hospice che ha proprio ieri finito l'esperienza terrenale, umana. E occupandomi di accompagnamento al fine vita mi rendo conto di quanto viviamo distratti, di quanto non viviamo questa vita, di quanti qui dentro possono ancora prendere oggi il telefono e chiamare la mamma e dirgli ciao mamma, ti voglio bene, e di quanto non lo facciamo, cioè di quanto le nostre priorità siano non quelle che contano realmente nella vita. Quindi c'è bisogno in questa follia, in questa corsa sempre più accelerata, perché la tecnologia ci porterà a questo sostanzialmente, e non abbiamo il livello di consapevolezza adatto per gestire la tecnologia. Stiamo andando a cercare l'acqua su Marte e non riusciamo a portare l'acqua a chi muore di sete in questo pianeta, cioè c'è qualcosa che non funziona nel nostro approccio, non funziona. Quindi Fermati e respira è dedicato a questo, a uscire da questa follia, a uscire da questo ritmo e riappropriarsi dei nostri bioritmi naturali. Apro e chiudo una parentesi e poi vi do l'ultima suggestione sul respiro. Il nostro sistema educativo, purtroppo, dal mio punto di vista, va riformato alla radice, sia perché educa al sistema vecchio di punizione e ricompensa, quindi se non sono adatto, se non sono bravo, se non ho studiato vengo punito, se sono bravo vengo ricompensato. Questo da un punto di vista medico crea dipendenza, perché l'approvazione crea e attiva il sistema dopaminergico, che è alla base di tutte le dipendenze, da droga, da relazioni tossiche, da ludopatia, cioè creiamo dipendenza al riconoscimento. Ma il riconoscimento che cos'è? Il riconoscimento è un sistema di omologazione. Noi non valorizziamo l'unicità dell'individuo, noi valorizziamo il fatto che per essere bravi devi essere omologati a dei sistemi di felicità che non ti appartengono, dei sistemi di successo che devastano il pianeta e le altre persone. C'è qualcosa che non sta funzionando. Quindi va riformato alle radici questo sistema e va riformato attraverso una connessione più profonda con se stessi. L'educazione è, ieri facevo questo esempio, immaginate il padre che c'è il bambino davanti, il bambino sta mangiando e a un certo punto il bimbo ti dice non ho più fame, perché il suo corpo è saggio e dice che non ha più fame, e il papà gli dice no, tu finisci quello che hai nel piatto, la mamma gli dice se non finisci, dai, finisci, poi ti guardiamo i cartoni animati, se finisci ti compro il cioccolato, Se in quel momento il bambino cede e fa questo passaggio, smette di ascoltare una saggezza naturale che è quella del proprio corpo. L'educazione dovrebbe essere questa, educarci a ascoltare e riconoscere il senso del giusto e dello sbagliato in noi stessi, responsabilizzare l'individuo. Invece no, noi imponiamo un'autorità esterna, perché non educhiamo all'ascolto, educhiamo alla regola, che ci dice cosa è giusto o sbagliato per noi. Questa non è educazione. E invece il sentiero meditativo, o comunque sia le riflessioni che facciamo in questo libro, che è edito tra l'altro a Sofferino, quindi dal Corriere, e dal gruppo RCS, porta avanti questo tipo di messaggio, di informazione. È possibile una nuova educazione alla consapevolezza, e questa educazione è una ricaduta sul benessere, sulla salute e sulla qualità della vita. E le regioni innanzitutto hanno una grandissima responsabilità in questo, nel comprendere la scientificità di questo messaggio e nel tradurla in programmi educativi, in programmi sanitari, in programmi di giustizia, e questa è una cosa che si può fare solo in maniera trasversale, come equipe.
Chiudo e poi ti do la parola a te. Il respiro, perché è il tema centrale? Proprio in questi giorni, giustamente, il Presidente ricordava che il Santo Padre è in una condizione in cui il respiro diventa una cosa cara in quei momenti, una cosa importante. E proprio ieri, accompagnando questa amica al fine vita, mi sono reso conto di quanta fame d'aria avesse. Il respiro, vi darò solo pochissime indicazioni. Il respiro è l'unica funzione autonoma e regolabile del corpo. Per una questione evolutiva, se tu devi fuggire da un pericolo, non devi pensare a come respirare, devi andare in automatico, ma allo stesso tempo il nostro vantaggio grandissimo evolutivo è che noi possiamo regolare in frequenza, profondità, ritmo la respirazione. Perché è un vantaggio? Perché, attenzione, così come è vero che uno stato d'ansia, uno stato di paura, uno stato di stress cronico altera la tua respirazione, la rende clavicolare, e quindi noi possiamo respirare, possiamo immettere dai 500 centimetri cubi ai 3000 centimetri cubi di aria nei polmoni. Se respiriamo male, ossigeniamo male il cervello, cala il livello di attenzione, cala il livello di ispirazione, si altera il sistema cardiocircolatorio, hai problemi nel sistema immunitario. Cioè respirare è fondamentale, la prima medicina. Ogni respiro è un alimento. Quando tu inspiri, quell'aria che metti dentro contribuisce al metabolismo di glucosio e di ossigeno. Ogni respiro è un alimento, dobbiamo imparare a respirare. Correggimi se sto dicendo cose non giuste. Ok. Allora, perché dico questo? Perché così come è vero che le emozioni e gli stati di stress alterano la respirazione, la rendono clavicolare, creano tensioni, problemi di cervicale, abbassamento del livello di attenzione, è vero anche il contrario, che se regoli il respiro sei capace di gestire l'ansia, di gestire gli attacchi di panico, di gestire meglio gli stati depressivi. C'è una letteratura scientifica straordinaria in questo senso, straordinaria. Allora, l'importante è comprendere che la medicina moderna sta mettendo attenzione in tutte quelle pratiche naturali che sono un'alternativa o in associazione all'applicazione della chimica farmacologica. Questo è fondamentale che i politici lo prendano in considerazione, perché possiamo avere un impatto sul benessere della popolazione molto più ampio, inserendo degli strumenti che una volta che li hai appresi sono gratis, ce li hai sempre a tua disposizione. È anche una questione di salute, proprio di salute, di benessere percepito, di soddisfazione della popolazione. E il respiro, vi dicevo, vi faccio un esempio molto semplice. Il professor Huberman, lo dicevamo prima, non abbiamo finito il discorso, lo finiamo adesso, un grandissimo neuroscienziato, ha verificato, questo è un esempio, ve ne faccio due semplicissimi, ha verificato come un ciclo di 28 respiri naso-bocca, sembra semplice, no? Senza pause tra ispirazione e espirazione, svuotando i polmoni alla fine del 28esimo respiro, rimanendo per almeno 15 secondi in apnea nel vuoto e poi rilassando il respiro. Questo semplicissimo ciclo crea e regola la produzione di epinefrina nel cervello, che poi si traduce in noradrenalina nel corpo e quindi che dà motivazione. È come se ti fossi preso un caffè o avessi fatto una doccia fredda. Si riattiva il corpo. Oppure, per esempio, un'altra tecnica semplicissima è il cosiddetto sospiro ciclico, che consiste nel fare 2 ispirazioni come se stessi sospirando e rilasciare l'aria molto lentamente. Cosa accade? Che se tu ripeti questa ciclicità respiratoria per 5 minuti, questa è la migliore tecnica respiratoria antistress verificata dalla scienza, cioè abbassa in quei 5 minuti enormemente il livello di cortisolo, che è l'ormone legato allo stress, e quindi anche i processi di infiammazione nel corpo legati alle citochine. Quindi è importantissimo comprendere che c'è una connessione tra stati mentali, tecniche di respirazione e benessere nel corpo. Chiudo dicendovi questo: in questi anni di collaborazione con grandi scienziati, tra cui Ennio, la professoressa Immacolata De Vivo di Harvard, con cui ho scritto una trilogia per la Mondadori, Biologia della gentilezza, La lezione della farfalla ed Ecologia interiore, e il professor Franco Berrino, quello che abbiamo evidenziato da una grandissima meta-analisi scientifica è che questo tipo di tecniche naturali, tra cui la meditazione e la respirazione consapevole, che abbiamo introdotto nelle carceri, il Pagliarelli di Palermo, stavano dicendo prima, che ha introdotto proprio la Quiet Room, ma anche Banca Italia, ma anche la rete ospedaliera svizzera, ma anche la Baker Hughes. Ci sono delle aziende multinazionali che hanno inserito questi programmi. Il primo è stato Steve Jobs, poi la Deutsche Bank, poi la McKinsey. Cioè abbiamo degli esempi oramai ampiamente sdoganati dalla scienza. Vi dicevo che in quest'ultima suggestione sono poche ma importanti le aree di impatto meditativo, per cui è così importante prenderla in considerazione. Primo, la genetica. Nel 2011 Elizabeth Blackburn, vi sto parlando del premio Nobel, la medicina del 2009, studia come in 2 mesi e mezzo in un gruppo di meditatori il corpo di quelle persone rispetto al gruppo del controllo ha prodotto il 30% in più di telomerasi, l'enzima che ripara i telomeri, biomarcatori della longevità, e ha dimostrato che chi medita
vive molto più a lungo e si ammala molto di meno. Il Massachusetts General Hospital ha fatto uno studio straordinario sull'impatto della mente contemplativa a livello genetico, controllando circa 1500 geni che sono preposti alla morte cellulare e alla produzione di radicali liberi. Quindi rallenta i processi di infiammazione. L'infiammazione cronica è alla base di tutte le malattie più importanti del secolo, Alzheimer e cancro. Poi c'è l'aspetto della salute mentale. Depressione, ansia e attacchi di panico. Ha un'incidenza enorme, migliora enormemente la capacità di gestire questi. E infine le abilità cognitive, potenziamento di lucidità, presenza, creatività, performance. Quindi siamo all'inizio di una rivoluzione nella comprensione di come le persone possano avere degli strumenti naturali che gli permettano di innalzare enormemente la qualità della vita. Questo libro racconta queste cose e siamo qui con la scusa di questo libro per lanciare una sfida a questa regione, proprio nei palazzi del potere, dicendo che noi siamo disponibili alla creazione di un programma sul benessere, la qualità della vita e anche la salute, da inserire in scuole, in carceri, in ospedali, in tutto il tessuto nel processo di trasformazione sociale. E adesso, rimettendo la palla alle mani di chi il potere ce l'ha veramente per tradurre queste cose in programmi reali, passo la parola ad Ennio, che qui rappresenta invece la scienza. Grazie. E penso che non sia mai troppo tardi iniziare, e soprattutto faceva l'esempio di Djokovic, degli atleti, ma penso che anche gli amministratori politici, quelli che devono prendere le decisioni più importanti, con coerenza, e se praticassero questa strada, penso sarebbero molto molto più lucidi, più consapevoli, più predisposti a prendere queste decisioni. Tra le altre cose, i consigli regionali io non li ho mai visti dal vivo, però posso dirvi che a livello di gestione di conflitto, gestione emozionale, consapevolezza, sviluppo di una relazionalità molto più positiva, in termini proprio di consapevolezza, questo tipo di approccio ha un impatto enorme, veramente enorme. Djokovic è uno solo degli esempi. Io ho scritto un articolo per la rubrica del Corriere, vi invito a leggerla, si chiama 7 respiri, sto tenendo per il settimanale 7. Ho fatto un articolo specifico su tutti gli atleti delle ultime Olimpiadi che hanno dichiarato la pratica della meditazione come un aspetto fondamentale per la loro performance, e sono tantissimi, quindi è un fenomeno sociale che non va sottovalutato, anche perché moltissimi medici, pensate che il CDC degli Stati Uniti ha dichiarato la meditazione come uno dei trend sanitari in più rapida crescita degli ultimi anni, la stanno prescrivendo non solo come prevenzione ma in associazione alle cure tradizionali. Gli ospedali di oncologia degli States, moltissimi hanno introdotto questi programmi. Quindi io credo che sia un tema in cui bisogna porre attenzione. Grazie Dani. Adesso parola al professor Tasciotti. Per riallacciarmi a questo, secondo me la quiet room fa comodo anche in consiglio regionale e dopo... Ecco, così invece che 49 misure disciplinari a uno ci avrete 50 approvazioni di emendamenti a uno. Daniel, grazie. Avete già capito tutti quanti che non state ascoltando una persona che fa solo New Age, ha parlato come uno scienziato, quindi ha già detto quasi tutto quello che serve dire. Io mi riallaccio a due concetti. Uno, quello della riserva cognitiva, che non è una cosa che vi fa comodo solo nell'immediato, e so che dovremmo essere molto mindful e pensare a questo, ma da neuroscienziato penso anche che la riserva cognitiva è il vostro miglior alleato per sconfiggere demenze senili, Alzheimer, Parkinson. Quanto più arrivate in età avanzata con un cervello funzionante, con una plasticità sinaptica, quindi una quantità di connessioni nel cervello alimentata da queste pratiche, quanto meno siete proni al rischio di sviluppare malattie neurodegenerative. E questa di nuovo è scienza e medicina ed è stato misurato. Daniel ha detto un altro punto importante, quello sul sonno, e mi piace stressare questo punto del sonno perché è un altro dei nostri grandi alleati trascurati, e tutti pensiamo tanti dormono bene solo se prendono una pasticca, qualcosa. Anche lì la neuroscienza ha dimostrato che il sonno indotto da sonniferi non è un sonno rigenerativo, quindi quelle ore non contano veramente a livello fisiologico per far completare dei cicli di pulizia e riparazione che avvengono
a livello cerebrale solo di notte quando dormiamo. Quindi un altro importanza di focalizzarci sulla qualità del sonno. Da ultimo, e l'hai detto anche te prima mentre mi presentavi, il mio interesse è ormai decennale sull'infiammazione, come diciamo minimo comune denominatore di tutte le patologie, le maggiori patologie che vediamo oggi, quindi dalle patologie degenerative alle malattie non comunicabili, no? Il tumore, tutte queste malattie autoimmuni che contraiamo nel corso della nostra vita, oltre a quelle metaboliche, sono tutte, se non esacerbate, cioè peggiorate dall'infiammazione, sicuramente hanno nell'infiammazione una radice comune precoce. Quindi perché è importante tenere sotto controllo l'infiammazione? Perché l'infiammazione è il primo momento in cui il corpo esce fuori dall'equilibrio che lo contraddistingue, e se questo equilibrio non viene ritrovato velocemente e l'infiammazione diventa cronica, da lì iniziano a innescarsi una serie di problemi molto più gravi del disagio momentaneo, del sentirsi l'ansia, perché quelli poi diventano problemi appunto molto difficili da eradicare. Un altro pensiero sul respiro, e anche là Daniel è stato bravissimo a raccontare il fatto che come le macchine vanno a gasolio, il corpo umano va a ossigeno. Non dimentichiamocela questa cosa. Senza l'ossigeno l'efficienza media del corpo va giù e aumentano tutti i processi degenerativi e diminuiscono i processi di riparazione. Immaginate un po', io la descrivo sempre così, l'infiammazione, perché poi infiammazione e ossigeno sono intimamente legati, perché la mancanza di ossigeno scatena l'infiammazione e l'infiammazione cronica rende meno funzionale il consumo di ossigeno, quindi è un circolo vizioso. Ma cosa succede quando impariamo di nuovo a respirare? È come se noi ridessimo a tutto il nostro corpo, ma a livello di singola cellula, ridessimo a tutte le nostre cellule un po' di energia in più per fare meglio quello che ogni cellula deve fare. Quindi immaginate in ognuna di quelle azioni di respiro il beneficio che a livello cellulare e molecolare il vostro corpo sta provando. E questo direi che è proprio l'ultimo concetto che vi voglio dire, di come la scienza, la medicina stia rivalutando e reinterpretando alcuni dei benefici della meditazione, abbandonando quell'approccio New Age, le energie, la mobilità. Non sono, se le volete chiamare energie ci mancherebbe, chiamate le energie, ma noi le abbiamo chiamate con il loro nome, ormoni, mediatori chimici, cioè il vostro corpo risponde a questa attivazione energetica nell'unico modo che conosce per comunicare, no? La fa diventare un messaggio chimico e in quella connessione tra spirito, mente, pratica meditativa e tutta la biologia che c'è sotto, c'è secondo me la grande rivoluzione che stiamo vivendo adesso. Siamo tutti fortunatissimi ad essere in questo momento, tra tutte le sfortune che caratterizzano questi anni, però c'è qualcosa di buono. Il fatto che abbiamo iniziato a capire anche a livello medico quali possono essere gli altri alleati, non solo i farmaci, non solo i trattamenti, non solo gli ospedali. La medicina nasce da ciascuno di voi quando state a casa e quando state con voi stessi. Quindi questo è un po' l'altro progetto che ci piacerebbe iniziare. Ridiamo in mano ai cittadini il controllo della propria salute e della propria malattia. Sì, allora vi farei fare un altro passaggio perché abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, chiedendo anche e dando delle indicazioni o comunque un augurio alla politica. Io quando parlo di politica, cioè l'amministrazione del bene comune, dai quartieri fino al livello superiore, che quando
devono decidere se iniziare o non fare una guerra, perché in questo momento siamo in una fase in cui veramente c'è bisogno di fermarsi e respirare. Per cui ecco questo, e poi eventualmente puoi aggiungere quello che volevi dire. Grazie. Parto da quello che volevo dire, cioè l'utilizzo di droghe, che è un problema importante, un problema importantissimo. Ecco, questo tipo di approccio perché è così fondamentale? Perché, ad esempio, la capacità di gestire col respiro gli stati di attenzione nella produzione di ormoni e quindi incidere sulla produzione e regolazione della dopamina. Questa è una società dopaminergica, la nostra, una società che crea costantemente dipendenza. La maggior parte dei desideri che noi coltiviamo sono creati a tavolino seguendo precise esigenze di mercato, non ci appartengono davvero e sono desideri che agganciano. La meditazione e le tecniche di respirazione hanno la capacità di aiutare moltissimo, c'è una letteratura scientifica straordinaria in questo senso, nelle dipendenze da droghe. Io personalmente li introdurrei di default nei programmi scolastici, perché i ragazzi crescono con uno stato di attenzione, di indipendenza, ma di discernimento molto superiore. Vi parlo con un'esperienza trentennale nel campo della meditazione e ho avuto tantissimi allievi che erano ex tossicodipendenti. Il centro che abbiamo aperto in Sardegna, di fatto abbiamo rilevato l'ex comunità di Don Gelmini, che era dismessa, ma era una comunità di ex tossicodipendenti. Quindi ho toccato con mano, nel caso anche dell'eroina, che la pratica meditativa aiuta enormemente nell'abbandono di quel tipo di dipendenza, perché le esperienze che si possono vivere dentro sono superiori a quel tipo di meccanismo di compensazione che tu utilizzi nelle droghe perché hai un disagio molto profondo esistenziale. Quindi questa è una società che non ascolta. La buona notizia è che esistono degli strumenti naturali corroborati fortemente dalle neuroscienze moderne che possono essere utili soprattutto alla classe politica perché deve decidere come introdurli per il bene collettivo, per la salute collettiva. Detto questo, tu mi fai una domanda estremamente complessa. Io, avendo fondato insieme alla professoressa De Vivo il Movimento Internazionale della Gentilezza, vi ricordo che sono oramai quasi 70 i comuni italiani, tra cui Firenze, tra cui Bari, lo Stato di San Marino, l'isola nelle Maldive, Casa Batlló a Barcellona, che sono entrati nel Movimento della Gentilezza e che stanno traducendo la gentilezza in un processo sociale. Gentilezza nella parola, gentilezza nelle relazioni. La gentilezza è un sentimento profondo, non un comportamento superficiale. La scienza ci aiuta. Ieri alla Bocconi ho raccontato che uno degli ultimi report del Gallup ha dimostrato come solo negli Stati Uniti gli ambienti lavorativi dove non si pratica gentilezza, dove non si coltiva la cultura della gentilezza, per stress, assenteismo, burnout, solo negli Stati Uniti la mancanza di questi valori aziendali, gentilezza, fiducia, inclusività, crea una perdita di denaro dai 450 ai 550 miliardi di dollari. Quando una cultura aziendale che coltiva la gentilezza migliora le performance dei collaboratori anche del 200%. Io quello che sto vedendo a livello politico oggi è sconvolgente, è una mancanza di un esempio empatico, inclusivo, per tutte le generazioni future. Cioè ieri si diceva che se l'uomo più potente del mondo può andare in televisione e aggredire in maniera un ospite di un paese aggredito con quel tipo di violenza, io non lo so, con quel tipo di esempio, le nuove generazioni come possano crescere. Io sinceramente sono sconvolto dal linguaggio che stiamo utilizzando. È un linguaggio conflittuale, è un linguaggio duale, è un linguaggio polare, è un linguaggio dove tutto è consentito se conviene. Secondo me c'è una perdita, un impoverimento dei valori enorme. Noi abbiamo bisogno di una rivoluzione valoriale, di persone veramente coraggiose che siano di esempio coerente. Non so quante ce ne siano, però stiamo andando in queste direzioni. Però vi lascio con un'ultima suggestione. La guerra ha inizio dentro se stessi, perché quello che vediamo nel mondo è una conflittualità e una violenza che prima di tutto applichiamo dentro noi stessi. Siamo violenti quando non rispettiamo i nostri ritmi naturali, siamo violenti quando cerchiamo di abusare della chimica per cercare di perpetuare uno stile di vita alterato, siamo violenti quando non rispettiamo le esigenze più profonde per esigenze di mercato. La violenza inizia dentro di noi, quello che vediamo, la cloaca che stiamo vedendo nel mondo oggi, è perché il sistema educativo mondiale ha fallito. C'è bisogno di un grandissimo cambio di passo. Tutto sommato posso dirvi questo, e questa è l'ultimissima suggestione, poi ti passo la parola. Vi faccio questa riflessione. La vita nella Terra è regolata dalle forze di interdipendenza e interconnessione. Le api. Dalle api, dagli impollinatori, dipendono il 75% delle culture commestibili. E se domani si estinguessero in 50 anni, si estinguerebbe la vita nella Terra. Le api, così insignificanti. Gli alberi,
Il 27% dell'ossigeno che tu respiri dipende dalle foreste. E sai da che cosa dipende il quasi 68-67% dell'ossigeno che respiri? Dai cetacei. I cetacei fertilizzano i fitoplancton defecando, da cui dipende la maggior parte dell'ossigeno che tu respiri. Sai qual è l'unico animale nella Terra che sta distruggendo impollinatori, foreste e cetacei? È l'uomo, che non ha capito come funziona la vita, che non è la competizione, è la cooperazione e l'interdipendenza il motore evolutivo reale. Quindi l'uomo si sta autodistruggendo con le sue mani perché crede di essere l'essere più evoluto della Terra, quando invece ha una caratteristica più evoluta degli altri esseri, che è il cervello, che guarda caso sta utilizzando nella maniera assolutamente sbagliata. Quindi io credo che la riflessione approccio, perché la creazione della realtà inizia dall'intimità di noi stessi. Ultimo pensiero, la mente crea la realtà. Veneto è un'idea della mente umana. Nessun cane sa di essere veneto, nessun gatto sa di essere veneto, nessuna mosca sa di essere veneto. È un processo immaginativo dell'essere umano con ricadute ecologiche, economiche, identitarie. C'è gente che si ammazza con un altro perché crede di essere veneto. Credi a un'idea, pensate alla potenza del pensiero umano. Il pensiero umano non è ecologicamente sostenibile al giorno d'oggi. Ha un impatto ambientale devastante. È un pensiero che è l'agente inquinante più potente del pianeta. Non è la plastica l'agente inquinante, chi la produce, chi la gestisce la plastica, il problema reale. Quindi la guerra inizia lì. Se non bonifichiamo il pensiero, la meditazione aiuta in questo, il mondo che vedremo andrà sempre peggio nella direzione in cui sta andando. Chiudiamo con un messaggio legato anche un po' alla prevenzione. Cosa può fare la Regione? Beh, quello che ha detto Daniel è un po' questo concetto di One Health. Una salute che unisce tutto il globo. La nostra salute dipende dalla salute delle piante, degli animali, degli ambienti che ci circondano. Se andiamo a intaccarne uno di questi elementi, alla fine ne pagheremo le conseguenze anche noi. Per capire questa cosa serve ovviamente fare molta formazione ed educazione, ed è un po' questo è la prima proposta da fare. Cercare di alzare il livello di consapevolezza nella popolazione a tutte le età di alcuni dei concetti che ci siamo raccontati qui. Ovviamente chi è già in questa sala, chi ci ascolta da casa, ovviamente è già in parte interessato a questi temi. La vera sfida, con l'aiuto della Regione, è andare in quei luoghi, e Daniel l'ha portato nelle prigioni, probabilmente il posto dove è meno ovvio pensare alla gentilezza, ma è quella la sfida. Quindi arrivare a far capire a tutti quanti l'importanza di queste pratiche a livello di prevenzione. Cioè tutto ciò è vero, è importante per farti stare meglio ora, qui, adesso, ma ha anche un impatto a lungo termine e quello, mi viene da dire, è un pensiero buono sul futuro, no? È inutile che io mi sveglio pensando ai 1000 problemi del futuro che non posso risolvere, ma è bello che mi sveglio e penso invece a quello che del mio futuro posso risolvere da un punto di vista di qualità di vita, di minore probabilità di sviluppare malattie e anche proprio per essere felici, lo possiamo dire, per coltivare anche la gioia di stare su questa terra, perché non ce la dimentichiamo come valore. Va bene stare in salute, ma è importante anche essere felici. Io mi fermo qua. Grazie di cuore, perfetto orario. Ci avete fatto un grande dono, essere qua oggi a Palazzo Ferrofini, qua al Palazzo del Consiglio regionale. Grazie ancora al Presidente Ciambetti per averci introdotti e ospitati, e grazie a tutti le persone presenti qua in sala e quelli che ci hanno seguito da casa. Grazie ancora.